Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha formalmente aderito al patto di sviluppo del distretto produttivo siciliano latterio-caseario, riconosciuto con decreto dell'assessorato regionale alle attività produttive del 2012, con atto di determina ha firmato il commissario straordinario dottor Alberto Di Pisa. Il patto ha lo scopo di promuovere e valorizzare le produzioni del settore lattiero-caseario siciliano, organizzando l'intera filiera produttiva e migliorando così la collaborazione fra pubblico e privato, utilizzando razionalmente le risorse finanziarie, in particolare i fondi comunitari. Il Libero Consorzio di Agrigento ha così prontamente risposto all'invito del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ente capofila e sede legale del distretto produttivo siciliano latterio-caseario, aderendo alla procedura di rimodulazione del patto per lo sviluppo per presentare la richiesta di un nuovo riconoscimento dello stesso distretto produttivo. L'adesione del Libero Consorzio di Agrigento rafforza così l'attività del distretto, che ha già avviato incontri con tutti i soggetti interessati, come allevatori, cooperative, imprenditori, università, enti locali, al fine di valutare le proposte e raccogliere le nuove adesioni. Il settore lattiero-caseario in Sicilia è un anello importante della catena produttiva fondamentale per lo sviluppo economico della regione. Nella nostra provincia, infatti, in particolare le aree interne più vocate alla produzione di latte e formaggi. In questi ultimi anni amministrazioni, imprese e cittadini hanno lavorato in sinergia, raggiungendo risultati importanti. L'adesione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al patto di sviluppo per il nuovo riconoscimento regionale del distretto produttivo siciliano latterio-caseario può assicurare così un ruolo fondamentale a sostegno del territorio e contribuire assieme ad altri enti a una crescita di un settore sia in termini di coordinamento dei diversi soggetti che di promozione dei prodotti del territorio e della loro ulteriore qualificazione, essendo tra l'altro il territorio dell'area montana, come Cammarata, Santo Stefano Quisquina e altri comuni, statisticamente il secondo in Sicilia per importanza nel settore. Inoltre l'area del Belice ha assunto nel tempo posizioni crescenti con il riconoscimento DOP di un prodotto di qualità come la Vastedda, una buona opportunità così per rilanciare il ruolo delle nostre produzioni e valorizzare le nostre comunità, puntando anche su una migliore organizzazione commerciale per la conquista di nuovi mercati.